puntata di questa sera della rubrica Free Lavoro dedicata alla formazione. Ho qui Alice Brusinelli, responsabile dei fondi interprofessionali di MAV. Buonasera Brusinelli. Buonasera. E poi di nuovo con noi Roberta Mazzola, che è la responsabile della formazione di MAV. Buonasera e bentornata Mazzola. Grazie. Allora, partiremo con la Brusinelli. Perché la formazione è così importante per le persone e per le aziende? La formazione è così importante perché permette di fronteggiare un mercato del lavoro in continua evoluzione come quello odierno. La formazione aumenta la motivazione, il senso di responsabilità, la crescita personale e professionale delle persone, ed è grazie alla crescita delle persone che le aziende possono governare il cambiamento in atto e accelerare l'ottenimento dei risultati attesi. Forte di questa consapevolezza, MAV sviluppa proprio percorsi formativi ad hoc creati su specifiche esigenze del cliente, facendo aderire quello che è il contenuto formativo proprio a tali problematiche. Com'è possibile limitare l'impatto economico? È possibile limitare l'impatto economico, ci sono molte soluzioni per ridurre in maniera significativa quello che è il costo della formazione. I nostri percorsi formativi sono nella maggior parte dei casi sviluppati dai fondi interprofessionali, che sono organismi promossi dalle parti sociali che consentono alle aziende aderenti di ricevere proprio importanti incentivi e agevolazioni finalizzati a ridurre il costo della formazione. Ecco, come si può beneficiare di queste opportunità, Brusinelli? Beneficiare è molto semplice, basta iscriversi ad uno dei fondi interprofessionali esistenti. La nostra divisione formazione supporta le aziende in tutte le fasi legate all'ottenimento del finanziamento. Noi offriamo infatti consulenza rispetto a quelle che sono le opportunità ad oggi esistenti e ci occupiamo proprio di tutte le fasi, dalla ideazione, la presentazione, la progettazione, l'erogazione di tutti i percorsi formativi fino a poi la rendicontazione finale. Ecco Mazzola, MAV oltre alla formazione dei dipendenti diretti delle aziende si occupa anche della formazione dei lavoratori somministrati. In che modo? Certamente, come diceva bene la collega prima, in un mercato del lavoro in continua evoluzione, il nostro ruolo è sempre più orientato a trovare soluzioni, e grazie al Formatemp, che è il fondo di riferimento per la formazione dei lavoratori somministrati, ci occupiamo di interventi formativi finalizzati a rendere più occupabili le persone ad oggi in cerca di lavoro. Parallelamente ci occupiamo anche della formazione di chi ha già un contratto a tempo determinato o indeterminato per renderli sempre più qualificati e sempre più indispensabili per le aziende. Sostanzialmente dividiamo la formazione in due aree: la formazione preassuntiva, professionalizzante, mirata appunto a chi è alla ricerca di lavoro, necessaria per dare quelle competenze ad oggi utili per il territorio di riferimento, oppure formazione per chi ha già un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, su cui chiaramente l'azienda sta investendo per avviare un certo tipo di percorso professionale. Ecco, quali sono i diversi interventi formativi che erogate? La formazione è costruita ad hoc sulla base delle necessità aziendali, mirata a trasmettere competenze e conoscenze aggiuntive fondamentali per la crescita del dipendente. Le formazioni sono diverse: abbiamo della formazione base per fornire conoscenze di carattere generale, come può essere la conoscenza linguistica o informatica, formazione professionale per lo sviluppo di conoscenza di capacità specializzate tecniche, la formazione on the job che si fa proprio sul campo, quindi si fa attraverso un contratto attivo e attraverso un affiancamento che si ha proprio sul campo con la miglior persona che può, diciamo così, affiancare il nuovo ingresso, piuttosto che la formazione continua rivolta ai lavoratori assunti in somministrazione a tempo determinato. Posso dire con orgoglio che MAV nel 2017 ha formato 1500 candidati attraverso 15.000 ore di formazione, quindi posso dire che MAV crede fortemente in questa opportunità e crede fortemente che questa sia la chiave di volta per lavorare sul mismatch che c'è tra domanda e offerta. Bene, ringrazio Alice Brusinelli e Roberta Mazzola per questo contributo, prego, sulla formazione. Grazie. E ci vediamo per un'altra rubrica di Free Lavoro la settimana prossima. La rubrica Free Lavoro è stata offerta da MAV, Men at Work.